Maltempo, sale il livello di allarme. Il bollettino della Regione Veneto indica dalle 9 di questa sera allerta idraulica e idrogeologica arancione nel bacino idrografico Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. È previsto un innalzamento significativo dei fiumi principali della fascia pedemontana con problemi di smaltimento delle piogge e possibili allagamenti di interrati e sottopassi. Sotto osservazione la rete idrografica secondaria, ma nelle zone collinari e montuose c'è anche il pericolo che si inneschino frane. Un'altra allerta meteo che attraverserà il Vicentino e che è stata preannunciata. Tutti i centri di protezione civile sono stati comunque allertati, si prevedono piogge intense nelle prossime ore, se non altro fino al tardo pomeriggio di sabato. Invitiamo quindi i cittadini ad adottare tutte le precauzioni che si devono adottare in questi casi, quindi a prestare particolare attenzione, in particolare per quanto riguarda il posizionamento delle auto e i viaggi, se non necessari, possibilmente evitarli. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito se ci saranno aggravamenti o situazioni contingenti. Il bollettino prevede in particolare tra questa sera e il primo pomeriggio di domani piogge diffuse più consistenti nelle zone montane e pedemontane, acqua che poi scorrerà a valle. A Vicenza, sorvegliato speciale è il fiume Bacchiglione. In città è stato aperto il COC, il centro operativo comunale, che monitorerà la situazione per tutta la notte. Dopo aver visto il bollettino della Regione del Veneto che dalla serata di oggi mette la nostra città in uno stato di preallarme sia sotto il profilo idraulico che idrogeologico, con il sindaco abbiamo deciso di aprire il COC che si troverà in presenza alle ore 23 presso il comando della polizia locale. È un momento in cui stiamo tenendo monitorata la situazione, la preoccupazione più grossa questa volta ce l'abbiamo sul fiume Bacchiglione, proprio perché dovremo vedere i quantitativi di acqua che scenderanno in montagna. Abbiamo preallertato Viacqua, AMCS, Valore Ambiente, ma anche il gruppo comunale della protezione civile, quindi invitiamo i cittadini a tenersi aggiornati sui nostri social e i nostri comunicati stampa.